sportivi di TVM Palermo siamo quelli di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Nella puntata del giovedì in onda alle 20:30 parliamo del campionato di promozione, ma parliamo anche del campionato di prima categoria. Per oggi la puntata viene aperta invece dalla Coppa Italia di eccellenza con la vittoria dello Sciacca che passa il turno. Buon pomeriggio da Sciacca Agrigento, il Luigi Riccardo Gurrera, lo stadio dell'Unitas Sciacca è pronto ad accogliere la partita di ritorno di Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale, gli ottavi di finale tra Unitas Sciacca e DGS Praia Tortora. E allora si comincia subito con la palla girata dallo Sciacca, riparte lo Sciacca. Ma la pressione adesso è alta, l'errore Osso che arriva prima, Lentini, autore della doppietta all'andata, fa avanzare Carbaio, tunnel all'avversario, poi Osso prova un preziosismo, si incarta un po', la tiene comunque in campo, parla sul colpo di testa di Puoli, buona manovra, debole però la conclusione del numero 7, palla verso Gueye, stacca altissimo Godoy, attenzione Africano che ha un buon controllo, cerca lì la percussione, va da Erbini che nel frattempo ha cambiato lato, ora il guizzo, palla in mezzo, Licata, il controllo, Rendic e poi il gol di Gueye. Il gol di Gueye che sblocca la gara portando gli uomini di Galfano in vantaggio per 1-0. Giusto alla mezz'ora. Bert di nuovo in mezzo, ora attenzione al colpo di testa di Maitini e palla in calcio d'angolo, ma ha fatto davvero un gran miracolo il portiere dello Sciacca. Puoli può puntare l'area, ancora Puoli, entra in area, se la allunga troppo Andrea Puoli e c'è l'anticipo di Sabella. E adesso il direttore di gara Cazzavillan di Vicenza decide che i 90 minuti e più recupero, i 180 finiscono qui ed ora saranno i calci di rigore a decidere chi tra lo Sciacca, lo Unitas Sciacca e la DGS Praia Tortora approderà al turno successivo. Dovrebbe essere Cipolla contro Colella che è subentrato a Rendic. Primo tiro per lo Sciacca, Colella e Cipolla. Il fischio, parte Cipolla e Colella para. Il primo tiro dalla dischetto per lo Sciacca, Cipolla lo spreca con la parata di Colella. Ora dal dischetto va la DGS Praia Tortora con Bert contro Sabella. Bert e para Sabella, ancora parità, all'errore di Cipolla, ora l'errore di Bert, dovrebbe essere Margheritini, non riusciamo a leggere bene i numeri, contro Colella, va Margheritini e Colella para anche questo. Colella para anche questo. Ed ora tocca a Nicolas Maitini per la DGS Praia Tortora. Anzi è Antonio Lentini, scusate. Antonio Lentini contro Sabella. Parte Lentini e lo spara alto. Messa fuori, vabbè, sfida davvero infinita qui al Gurrera. Abbiamo difficoltà a leggere i numeri delle magliette. Yamè contro Colella, il saltello di Yamè, ancora contro Colella e stavolta spiazza
il portiere della DGS Praia Tortora e va a segno. Ora Maitini invece contro Sabella. Va Maitini ed è alto. E allora Sciacca in vantaggio. Terzo errore consecutivo per gli altotirrenici. E questo potrebbe essere già il rigore decisivo sul dischetto Vaccari, con Colella chiamato a cercare forse la prodezza. Cari contro Colella, spiazza Colella. Mette a segno il secondo centro. Ora non c'è margine di errore per la squadra calabrese. Grosso sul dischetto contro Sabella. Grosso stavolta spiazza, però Sabella tiene ancora in piedi le speranze della DGS Praia Tortora. Grosso Alessandro, Camarà sul dischetto, si prepara, se va a segno, stacca il pass per lo Sciacca. Se sbaglia dà un'opportunità ancora alla DGS Praia Tortora. Tutto lì. Dopo 100 e più 80 minuti, dove le due squadre hanno dimostrato di essere in assoluto equilibrio, ora si decide dagli 11 metri. Camarà lo mette a segno e stacca il pass per lo Sciacca, che ovviamente va a festeggiare con i suoi tifosi. Dall'altra parte la delusione, come nello sport, della squadra calabrese della DGS Praia Tortora, che dal dischetto ha fallito più dello Sciacca, con la squadra siciliana che ora approda ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti fase nazionale. È il momento adesso di parlare del campionato di promozione. Partiamo subito con il girone A. Si è giocata la settima giornata di ritorno, eccola qua la schermata con i risultati. Bagheria Calcio Alcobo 1928 1-1, Cus Palermo batte Renzolo Piccolo 3-2, Aspra Fulgatore 0-0, Regina Mundi batte Borgetto Giardinello 1-0, Margheritese 2018 Montelepre 0-0, Sport Palermo batte Mazzara 3-1 ed infine 90-011 Bagheria batte Valderice Calcio 2-0. È sempre un testa a testa quello tra Montelepre e Bagheria Calcio. Guardiamo la classifica. In testa il Montelepre con 46 punti, con 45 Bagheria Calcio. Regina Mundi con questa vittoria esterna si porta a questo punto al terzo posto con 43 punti. 38 Cus Palermo con 30 Aspra, 29 punti Borgetto Giardinello, 27 Fulgatore, 24 punti Alcomo 1928 con 22 Margheritese 2018, 19 punti 90-011 Bagheria e Sport Palermo, 15 punti Valderice Calcio, chiude la classifica Renzolo Piccolo con 11 punti. Siamo live dal comunale di Bagheria per Bagheria FC Alcamo, uno dei due anticipi della giornata numero 20 del girone A di promozione siciliana. Bartoloni avanza, mette in mezzo per il colpo in porta di Caracappa, la sblocca il Bagheria 1-0 al 14esimo, la rete di Samuele Caracappa. Recupera Bagheria con Rama, di vicino Cegiglio. Imbucata per Stassi che va alla conclusione, è un cross basso a chiusura di Vitrano in calcio d'angolo. Ancora Caruso, corre Bellia, si ferma
effettua il cross, salta Lentini, non ci può arrivare. Pallone recuperato e calciato da Caruso. Poi la conclusione fuori per Chifari. Lucera si fa vedere Bartoloni, Lucera la alza e scambia con Stassi, tutto di prima. Lucera va in mezzo, colpo di testa alto. Cagnina nel rilancio davanti Lentini. Pallone raccolto da Riccobono. Si allarga Giuseppe Cottone, Riccobono invece va al cross in mezzo, di testa Chifari, la prende male. Occhio a Chifari. Pallone largo per Bellia. Il cross da fermo, cammina, esce, ma c'è il colpo di testa dell'FC Alcamo con Lentini. Questa punizione per l'Alcamo che ci vuole credere alla fine. Occhio alla conclusione larga di Riccobono. Capitato lì il pallone. La battuta in mezzo, secondo palo, il colpo di testa di Lari Spina, il gol dell'Alcamo che fa 1-1. Il gol di Spina. Chiede palla Bartoloni, allarga invece da Gallina. Traversone in mezzo, colpo di testa all'indietro di Stassi. Grande parata di Misseri, ma tutto fermo. Intanto le nuvole cercano di scomparire, imbucata per Lentini, calcia male. Lucera, punta Bellia, ancora Lucera verso il centro, cross morbido di testa, Giglio prova il colpo. Ma c'è il triplice fischio ufficiale, esulta l'Alcamo perché strappa un punto preziosissimo al comunale di Bagheria. Voglio fare un grandissimo complimento a parte ai miei ragazzi che sono stati encomiabili e che voglio ricordare ancora che siamo sempre primi a un punto avanti. Questo è un grande motivo di orgoglio per loro in un campo difficilissimo. Voglio fare complimenti a mister Gelardi e alla Margherita Tese perché hanno veramente una squadra che sono convinto che usciranno fuori da questa Mobili, perché è una squadra che lotta palla su palla, che gioca un discreto calcio che merita sicuramente di salvarsi. Lo abbiamo voluto, lo abbiamo cercato e siamo veramente felici perché comunque la squadra ha dimostrato che ha un grande carattere e dei ragazzi eccezionali. Noi non l'abbiamo detto, siamo stati molto in silenzio durante la settimana, però abbiamo avuto una settimana disastrosa dove ben 6 titolari tra infortuni e attacchi di febbre micidiale, cioè oggi avevamo una squadra decimata al massimo, quindi la squadra juniores è scesa in campo e veramente siamo felici e orgogliosi di questo grande gruppo, quindi continuiamo a volare perché questi sono dei ragazzi che non finiscono di stupirci. Oggi abbiamo sofferto, ma giustamente, perché comunque ricordiamo che questo è uno dei campi più difficili di questo girone per tanti motivi. È una squadra che ha l'acqua giustamente alla gola e si trova lì e deve risalire la china, una squadra che non merita sicuramente questa classifica, quindi conoscendoli sapevo che avremmo trovato tante difficoltà, ma soprattutto, ripeto, dopo una settimana difficilissima dove qualsiasi squadra oggi avrebbe perso questa partita, noi invece i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dato tutto quello che avevano dentro e ripeto, do un 10 ai miei ragazzi per quello che hanno fatto oggi, perché in un campo difficilissimo contro un avversario motivatissimo hanno fatto una partita da grandi, ripeto da grandi, una squadra juniors che ha giocato in un campo difficilissimo. Lo scontro diretto nel girone A si è già disputato, però occhio a questa Regina Mondi. Voltiamo pagina, parliamo del girone B. Domenica 16 si è giocata la 7ª giornata di ritorno, eccola qua la schermata. È finito in parità il big match tra Messana 1966 e San Fratello Acquedolcese, risultato finale 0-0. Valdinisi Calcio batte Orlandina 4-1. Aluntina Promende Calcio 2-2. Monforte San Giorgio batte Atletico Messina 3-2. Sant'Agiolese batte Sant'Alessio 2-0. Città di Mistretta batte Città di Galati 3-1. Ed infine Nuova Rinascita che vince in casa contro il Città di Villafranca 4-2.
Classifica immutata dopo il big match, Messana 1966 ancora in vetta ma soltanto un punto di distacco nei confronti del San Fratello Acquedolcese, 52 con 51. 37 punti Orlandina Calcio, 36 Promende Calcio, 35 Città di Mistretta, 33 Monforte San Giorgio, con 31 Città di Villafranca, 27 Sant'Angiolese e Baldinisi, con 19 Nuova Rinascita, 17 punti Città di Galati, con 13 Atletico Messina, 11 Aluntina, ultimo posto per il Sant'Alessio con 6 punti. La gara è cerchiata in rosso da settimane e sul calendario è la 20ª giornata del girone B di promozione e il big match tra Messana e San Fratello Acquedolcese è un vero e proprio scontro al vertice, crocevia per quest'annata, quello che si gioca sul sintetico del Sorbello Stadium di Bisconte. La formazione di mister Cosimini è reduce dal 3-0 sulla Mistretta e mantiene fin qui un punto di vantaggio sugli avversari, compagine ospite guidata da mister Giuseppe Furnari, che invece nell'ultima gara ha travolto 5-1 la Valdinisi. Formazioni padroni di casa con Riccardo Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Rizzo, Tricamo, Misiti, Barbera, Ferraù, Gargiulo, Cannavò e Giuseppe Bonasera. Risponde il San Fratello, Commisso, Ndao, Zingale, Scarroccio, Caracò, Truglio, Piuca, Calabrese, Mincica, Dabò e Martinez. La terna arbitrale tutta di Palermo fischia il signore Ruggero Alessi, coadiuvato da Domenico Cono e Marta Di Franco. Partiamo allora con raccontarvi del film del primo tempo, gran cornice di pubblico al Sorbello Stadium, tribuna gremita in ogni ordine di posto e dopo 4 minuti di gioco sono i padroni di casa che provano a scaldare l'ambiente con Fragapane a sinistra, saltato secco da Bo, tentativo di triangolo con Barbera che si chiude lungo, Giuseppe Bonasera interviene, mette all'indietro, ancora da Barbera, chiude la difesa del San Fratello, qualche secondo più tardi spizzata sul primo palo di Cannavò che non trova lo specchio della porta. 11° ancora la Messana, c'è un calcio di punizione, posizione interessante, Varrizzo la barriera la tocca ma soprattutto la tocca Commisso che la mette in calcio d'angolo salvando i suoi. Messana che rimane pericolosa, minuto 22, sinistro a giro da parte di Barbera, partito dalla destra, ancora il tocco di Commisso in calcio d'angolo, poi la punizione di Ferraù, pallone che finisce sul secondo palo, Tricamo prova a rimetterla dentro, colpo di testa di Cannavò, facile stavolta intervenire per Aldo Commisso. Scorriamo fino al 37°, il copione non cambia, ancora la Messana che prova a combinare lasciando il pallone a sinistra poi per Cristian Barbera, punta l'avversario 1 contro 1, lo lascia secco, mette il pallone all'indietro, Ferraù a botta sicura, c'è un difensore del San Fratello Acquedolcese a dirgli di no. Ancora la Messana sull'out mancino, quello preferito in questo primo tempo, i principali pericoli qui, il tentativo di tiro cross di Barbera, per poco non beffa l'attento Commisso che la va a toccare in calcio d'angolo e questo l'esito del primo tempo che finisce al Sorbello Stadium 0-0, meglio ai punti la Messana ma si difende e tiene il risultato il San Fratello Acquedolcese. Inizia la ripresa, passa un minuto, sfera messa dentro dalla sinistra, allontanata Ferraù, il tiro diventa un assist per Rizzo che la manda alta, era comunque tutto fermo per posizione di fuorigioco. Pochissime le occasioni per quanto riguarda la ripresa, bisogna attendere l'80°, il San Fratello Acquedolcese con Calabrese che prova a liberare in area di rigore un compagno, viene fermato tutto per offside. Ancora gli ospiti con la conclusione di Mincica che non può però impensierire l'estremo difensore Ferrara, mister Cosimini fa solo un cambio, dentro ventra per Ferraù ma l'esito non è quello sperato, finisce infatti così al Sorbello Stadium di Bisconte, pari e patta 0-0 tra Messana e San Fratello Acquedolcese, un punto di distanza fra le due a 6 giornate dalla fine. Su un campo allentato dalla pioggia e con visibilità ridotta per la nebbia, il Mistretta ritrova la vittoria contro il Città di Galati, confermandosi in zona playoff. Gli amastratini passano al primo affondo quando al minuto 4 Gambino di testa anticipa tutti mettendo alle spalle di De Francesco il pallone che spiana i suoi la strada verso la vittoria. Per l'attaccante di casa si tratta della seconda rete in maglia bianco-azzurra. Il Città di Galati però non ci sta e dopo una conclusione da fuori messa in angolo dalla difesa amastratini
Sabatina. Gli ospiti acciuffano il pareggio dal successivo corner grazie a Fogliano che impatta bene di testa battendo D'Amico e ristabilendo la parità. Ma è una gioia che dura appena 10 minuti per il Galati. Infatti al 23esimo il Città di Mistretta rimette la freccia con Ducure che risolve in mischia col destro, facendo così Mistretta 2, Galati 1, e per Ducure si tratta dell'8ª rete in campionato. I locali provano a chiudere i conti, ma le conclusioni di Salerno non sortiscono l'effetto sperato. Padroni di casa che lamentano anche un possibile rigore sullo stesso Salerno, il signor Castrovinci dice di no. Poi le Città di Galati si riaffacciano avanti, ma le conclusioni di Frisenda prima e Fogliano poi non c'entrano lo specchio della porta. Prima dell'intervallo il Mistretta a centimetri dal 3-1, nell'occasione però la difesa ospite si salva in angolo. Nella ripresa è ancora il Mistretta a cercare la via del gol ed è Salerno a provarci 2 volte, ma le sue conclusioni non vanno a buon fine. Poi Ducure di testa chiama De Francesco alla respinta e successivamente il destro da fuori area di Rinaldi è salvato dalla difesa avversaria. Gli sforzi degli amastratini vengono premiati però al minuto 67 quando Salerno col sinistro mette alle spalle di De Francesco il pallone che vale di fatto il 3-1 per i suoi, mentre per il bomber di casa si tratta della 19ª rete in campionato. Locali che avrebbero anche la chance del poker, ma campo di testa e Salerno col destro non c'entrano lo specchio della porta. Con questo successo il Mistretta sale in classifica a quota 35 punti e si conferma in quinta posizione, mentre il Città di Galati rimane fermo a 17 al quartultimo posto. Il big match si è giocato, è finito 0-0, pertanto a questo punto saranno le prossime partite probabilmente a decidere la squadra che vincerà questo girone B del campionato di promozione. Adesso è la volta del girone C. Anche qui un testa a testa, quello tra Camarat 1972 e Giarre. Vedremo come andrà a finire. Per intanto ci guardiamo i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Santa Domenica vittoria Villarosa San Sebastiano 1-1. Camarat 1972 che vince in casa del Santa Venerina 6-0. Anche il Giarre vince fuori casa 4-2 a Casteltermini. Gemini Calcio batte Nicosia 3-1, RSC Riposto batte Aragona Calcio 1-0, San Pietro Calcio batte Serra di Falco 1-0, ha riposato il Belpasso 2014. Guardiamo la classifica tenendo presente che il Camarat ha già usufruito del turno di riposo, ma soprattutto il Giarre deve ancora recuperare una partita. Camarat in testa con 43 punti, 42 Giarre Calcio, 34 Nicosia con 32 Gemini Calcio, 28 punti Belpasso 2014 con 27 Aragona Calcio e Villarosa San Sebastiano, 21 punti Santa Domenica Vittoria e Santa Venerina con 18 Casteltermini, 17 RSC Riposto con 16 Serra di Falco, ultimo in classifica con 4 punti San Pietro Calcio. A 7 giornate dal termine il Camarat fa visita al Santa Venerina. Buonasera e benvenuti da Manuel Spinella al Comunale Vincenzo Grasso. Una partita dall'importanza incredibile perché il Camarat ha solo un punto di vantaggio sul Giarre, prima inseguitrice, e allora oggi l'imperativo è vincere per evitare inutili spaventi e non fidarsi troppo del risultato appunto del Giarre. Serio, tocco centrale, bella l'azione, la sfera che arriva da King in area di rigore. King la tocca col destro, quel tanto che basta per buttarla in porta. 1-0 per il Camarat, la sblocca King. Classico, lancia a cercare Baio, vediamo se arriva a rimetterla dentro. Sì, parte il suo cross per Carioto. Yama prova una giocata troppo leziosa, attenzione al destro da fuori da parte di Di Mauro. Yama sempre a cercare la corsa dei compagni, pallone perfetto e calcio di rigore. Serio incrocia e spiazza Cantarero. 2-0 per il Camarat. Baio, bello il controllo, attenzione al Santa Venerina che è spaccato. Carioto col destro, lo ha fatto bellissimo il Camarat, azione tutta in verticale, 4 tocchi e Carioto l'ha messa in porta. 3-0. Serio, Baio
centrale, il pallone prende uno strano rimbalzo, diventa buono per il Santa Venerina che va con Palazzolo, la sistema sul destro, può andare anche da solo, Palazzolo calcia, Manna risponde e poi col petto, fuori gioco, aveva segnato De Carlo. Serio, un po' di spazio per andare, Vizzini lo supporta, la palla è buona per Velardi che va con uno contro uno, Velardi la tocca e riesce a superare Cantarero. Velardi fa il poker nel primo tempo, 4-0 per il Camarat. Velardi incontenibile, ancora al limite dell'area di rigore, non perde il possesso, Serio, imbucata eccezionale, Cariotto non sbaglia mai, ma l'arbitro alza la bandierina e allora fuori gioco, annullato il 5-0 del Camarat. King tocca e recupera in modo definitivo per il Camarat. Marrone prova a lanciare una corsa solitaria, Marrone riesce a saltarne due, resiste, poi vediamo se arriva l'imbucata, sì, per Serio, la parata da parte di Cantarero. Vaiama cercando il secondo palo, colpo di testa, Marrone stavolta lo fa e arriva il 5-0 per il Camarat. Intanto recupera il pallone il Camarat, Marrone si gira e prova a mandare Cariotto, altra occasione per il Camarat con Serio che si presenta in area, Serio col mancino, traversa, scivola, attenzione il portiere del Santa Venerina al momento del rinvio, serve Serio che arriva in aria, Serio! Arrivano i tre fischi da parte del direttore di gara Santa Venerina. Camarat finisce 0-6, continua a confermare la testa del girone ma con uno sguardo sempre rivolto al Giarre. Ricompattarsi e ripartire dai 3 punti conquistati domenica scorsa contro il San Pietro Clarenza. Torna al Luigi Averna di Torre Archiraffi la Russo Sebastiano Calcio che vuole assolutamente conquistare con le unghie e con i denti la salvezza. La prima chiamata al quarto d'ora, Tomarchio illumina in avanti per Fisichella che riesce a tenere botta al proprio avversario, sinistro al volo, blocca sicuro Priolo. La chance più clamorosa arriva però a metà tempo, sempre Tomarchio ad ispirare, stavolta dalla bandierina, centro area, stacca Salemi, battuto Priolo, Gambino sulla linea, salva l'Aragona. Alla mezz'ora altra super chance per i ripostesi, Fisichella col tacco per la corsa di Orofino che tocca per Musar, sinistro del DS troppo morbido e occasionissima sprecata. L'unico brivido di marca ospite su questa punizione di Gambino, domina la RSC a cui manca solo il gol. Al 55esimo Moschella mette questo gran pallone in mezzo su cui sbuca ovviamente quello più forte di tutti, con la 9 sulle spalle, la fascia di capitano al braccio, Giacomo Fisichella, sbancata all'area di rigore, 1-0. Nel momento più importante si divora Gueye nel corpo a corpo, sesto centro in maglia RSC in questa stagione, vantaggio strameritato. E proprio Gueye poco dopo sbaglia ancora in costruzione, Orofino intercetta, va per Musara che avanza e potrebbe anche calciare, servizio per Castorina, debole tra le mani di Priolo. All'80esimo altra occasione enorme, Fisichella di testa tocca per Castorina che prova a scappare da terra, tocca per Ruggeri che col destro butta giù il palo. Vuole chiuderla la RSC, qui ancora Fisichella e Castorina a combinare, tocca il 9 per l'11, sinistro al volo alto, ma non accadrà più nulla da qui alla fine. Sarà questo l'ultimo frame di questa sfida che termina così, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archiraffi, fine della battaglia, vince la RSC al secondo successo consecutivo, ripostesi che torneranno in campo domenica contro il Camarat. Siamo felici perché finalmente stiamo raccogliendo quello che seminiamo durante la settimana. Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi perché hanno dato l'anima e finalmente, ripeto, stanno riuscendo a prendersi qualche soddisfazione, perché comunque io credo che durante la settimana si lavora bene ed è un gruppo unito e con una classifica del genere non è semplice rimanere uniti, quindi credo che siano 3 punti voluti, cercati e meritati. Secondo me i ragazzi hanno fatto i primi 35 minuti veramente eccezionali, poi magari gli ultimi 10 minuti abbiamo avuto un leggero calo, ma comunque l'avversario non ci ha mai impensierito. Siamo andati benissimo anche il secondo tempo
Abbiamo cercato, dopo il gol abbiamo cercato anche il secondo, abbiamo avuto anche altre 2 occasioni. Purtroppo il secondo gol, diciamo, quello che ci faceva stare un po' più tranquilli, non è arrivato, però siamo stati bravi a gestire e a soffrire. Tutto aperto nel girone C, mentre invece è probabilmente già chiuso il discorso promozione nel girone D, dove il Niscemi con questa ennesima vittoria fuori casa allunga in classifica. Subito la schermata dei risultati di domenica, la 7ª giornata di ritorno. Aci Bonaccorsi batte Città di Canicattini 3-1, Pro Ragusa batte Atletico Megara 1-0, Priolo FC batte Scicli 4-0, Aci Catena Calcio batte Vigorgela 2-0, Gimini Cascordia batte Ace Galatea 5-1, vittoria del Notocalcio 2-0 contro il Frigentini ed infine fuori casa Niscemi che vince contro il Santa Croce 3-0. La contemporanea sconfitta dell'Atletico Megara ha permesso alla squadra di Fabio Comandatore di allungare in vetta. Eccola qua la classifica dove troviamo il Niscemi con 51 punti, 44 Atletico Megara 1908, con 39 punti Pro Ragusa, 37 Priolo FC, 34 Notocalcio con 30 Aci Catena Calcio, 28 punti per la Vigorgela, con 24 Gimini Cascordia, 23 Aci Bonaccorsi Calcio, 20 punti Santa Croce con 19 lo Scicli, 17 Frigentini, 15 Aci e Galatea, chiude all'ultimo posto il Città di Canicattini con 14 punti. E dell'Aci Bonaccorsi un altro bonus salvezza in questo girone di ritorno dai numeri imponenti. Da stasera i gialloverdi salgono a 23 punti e staccano forse in maniera definitiva il gruppo in lotta per evitare retrocessione e play-out. 3-1 alla Città di Canicattini in un campo ai limiti della praticabilità, quinta vittoria per un totale di 16 punti in un mese e mezzo dall'inizio del girone di ritorno. Una vera e propria battaglia con gli ospiti determinati a non stazionare in ultima posizione di classifica di promozione girone D e pronti ad aggredire la truppa di casa con Vitelli in apertura di gara che mette a lato la prima palla gol della partita. La risposta dei padroni di casa, punizione di divenuto non trattenuta da Meo, a voto Calarco ci pensa Isaia a battere rete, pronto il riscatto del numero 1 ospite che respinge Di Paola in difesa, prestazione mostra la sua, a cui sbarra la strada un avversario per poi con la maglia riconoscibile a metà causa fango dettare i tempi per Abramo, Calarco e quindi Cerasuolo che si gioca il sinistro da posizione defilata. Meo c'è. Proteste al 20° quando Scorciapino crossa dalla mancina e Koulibaly forse interviene col braccio sinistro. L'arbitro Guastella di Ragusa lascia proseguire. Tra i mugugni, ritmi alti, botta e risposta. Qui Mozzicato di testa su prosecuzione di tiro d'angolo mette sul fondo, non lontano dalla porta. L'Aci Bonaccorsi attacca ma finisce per beccare un brutto contropiede al 34°. Russo, Grazioso e Sidibbe accompagnano Vitelli che a destra scarta Di Mauro. Mette in mezzo e Anastasi di tacco, porta avanti il Città di Canicattini a 11 dall'intervallo, 0-1 al Comunale. Si mette in salita per i padroni di casa che 120 secondi dopo incassato il gol si rimettono in carreggiata. Punizione di Abramo a centro area per la testa di Isaia che si ripete 7 giorni dopo a Augusta, siglando l'1-1 per il centrocampista etneo e il terzo gol della stagione nella maggiore formazione di promozione dell'Aci Bonaccorsi. Poi è croce e delizia alla 44° quando lancia dalla mediana Scorciapino che entra in aria falciato da Koulibaly, sentenziato il rigore per l'Aci Bonaccorsi. L'autore del fallo protesta in maniera reiterata, mano pesante dell'arbitro che lo spedisce negli spogliatoi ospiti che proseguiranno la gara in 10. Dagli 11 metri il sogno di una doppietta per Isaia si infrange nell'eccessiva mira alta sopra la traversa e si va al riposo con un gol per parte. 2 punizioni di Grazioso aprono la ripresa, la prima si stampa sulla traversa e Mozzicato non riesce a ribadire sotto porta, la seconda fa venire i brividi ai locali spegnendosi di pochissimo a fianco del palo sinistro. Va meglio all'Aci Bonaccorsi che al 14° può liberare l'urlo di gioia partendo da Romano e Cerasuolo e finendo con un assist corto di strano per Abramo che spuntella da 25 metri mettendo i suoi in corsia di sorpasso e ritrovando il gol dopo infortunio e quel ricordo di settembre in Coppa Italia, la primissima uscita ufficiale dell'Aci Bonaccorsi targato 24-25 e il punto del 2-1 a un minuto dalla quarta d'ora della ripresa, ma è anche un gol amaro perché l'eccessiva esultanza.
Costa ad Abramo il secondo cartellino giallo dopo consulto arbitro assistente 1 e vengono così pareggiati i conti in campo. A questo punto resta da amministrare il risultato positivo e alla mezz'ora questa giocata strano Isaia Romano genera un corner con l'ultimo passo di Divenuto a completamento di questa azione. Dall'altro lato ultimi 10 minuti firmati Canicattini che va all'assalto del disperato Pari che si infrange su Viola prima attraverso Bruno e poi attraverso Anastasi e Siribe, in ultimo attraverso Vitelli, mentre al 90° gli ospiti rimangono in 9 per altre proteste che conducono all'espulsione di Anastasi. Al 92° su calcio d'angolo fa benissimo Scorciapino sul primo palo ad allontanare la minaccia e mentre Meo lascia la porta per attaccare con i compagni, Romano si fa 70 metri di campo, palla al piede in solitudine e mette a porta vuota il punto esclamativo alla vittoria dell'Aci Bonaccorsi per 3-1, esultando per quest'altra affermazione pesantissima in chiave salvezza, ma il difensore destro esulta anche per il primo gol stagionale. I bonus salvezza non sono ancora finiti, appuntamento a Scicli domenica, poi pausa del campionato e rush finalissimo di questo torneo col pollice in su al momento per l'Aci Bonaccorsi. Mister D'Antone, bellissima, grande partita oggi contro il Città di Canicattini, a dimostrazione che la determinazione in questa squadra non manca. Dopo la batosta ingiusta di Megara si è voltato pagina, oggi una partita difficile in un campo difficilissimo, soprattutto perché con la pioggia che è venuta qualche ora prima lo ha reso quasi impraticabile, però è anche vero che i ragazzi hanno tirato fuori quella grinta che serviva per questa partita. Sì, sicuramente abbiamo dato continuità a quello che abbiamo già fatto dall'inizio del giorno di ritorno. Sono contento della prestazione, onore al merito al Città di Canicattini che comunque ci ha dato filo da torcere, non hanno fatto la loro partita, però alla fine il risultato secondo me è giusto, figlio anche, abbiamo sbagliato un calcio di rigore sull'1-1 e poi alla fine chiaramente con un campo bagnato come avete visto non era facile palleggiare per come siamo abituati noi. La lotta continua soprattutto per la salvezza, adesso c'è un'altra battaglia importante in casa dello Scicli, ma questa squadra a questo punto è pronta per qualsiasi tipologia di battaglia. Sì, ritorno a dire quello che ho detto le settimane scorse, abbiamo fatto un discorso ai ragazzi, 10 finali, 3 le abbiamo vinte, una quella della settimana scorsa che è una storia a sé, cioè ragazzi noi andiamo giornata per giornata, stiamo cercando di costruire un organico anche per il futuro. Perciò noi onoreremo il campionato fino alla fine cercando di trarre il massimo. Questa settimana sarà importante proprio in vista della partita contro lo Scicli. Come vorrai preparare questo incontro che comunque diventa anche fondamentale? Come abbiamo preparato le altre, andiamo con molta umiltà ma consapevole della nostra forza a giocarci la partita. Poi se il campo e non altri fattori determineranno l'avversario o noi, che magari chi gioca meglio poi se la gioca, magari possiamo tentare di fare anche lì quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane, cercare di centrare un risultato positivo. Grandissima partita, un successo strameritato, un 3-1 che lancia questa squadra volendo in una zona importante della classifica, sopra abbondantemente la zona retrocessione, ma credo che non bisogna fermarsi qui. Non bisogna fermarsi qui perché oggi, come nelle ultime partite, abbiamo dimostrato il nostro valore. Oggi non era per nulla una partita semplice, il campo non ci permetteva di giocare come abbiamo fatto ultimamente e in questa situazione si è vista la nostra vera forza, perché nonostante le difficoltà siamo riusciti lo stesso ad imporre il nostro gioco e anche dopo il primo gol non ci siamo demoralizzati, ma siamo riusciti comunque a continuare a giocare, a rimporre il nostro gioco e poi si è visto appunto nel risultato finale. Nell'azione del gol, grande esultanza che poi purtroppo è venuta fuori questa seconda ammonizione, espulsione diretta a quel punto, ma raccontaci questo momento del tuo gol importante. Parlando del gol, perché effettivamente posso parlare di quello, perché è quello che conosco. Mi è arrivata questa palla, l'ho presa dalla pozzanghera, mi è uscito questo tiro di esterno destro che ha girato ed è arrivata all'incrocio. L'esultanza, non mi sono reso conto che quello che stessi facendo fosse irregolare. Non commento in quanto non conosco questa parte del regolamento. Comunque se l'arbitro ha detto così, a quanto pare qualcosa di simile a ciò che è successo esiste nel regolamento. Comunque va detto anche che già dal primo tempo si era visto un certo
interesse nei confronti miei da parte del guardalinee, e ciò sicuramente ha anche influito nella loro decisione di espellermi. Adesso comunque bisogna voltare pagina, c'è lo Scicli tra 7 giorni precisi. Non ci sarò per questa partita, però mi ripongo tanta fiducia nei miei compagni, visto l'ottimo lavoro che stiamo facendo e ciò che appunto stiamo dimostrando in campo partita dopo partita. Il gol del pareggio contro il Megara, un 3-3 meraviglioso. Oggi ti sei anche ripetuto, hai sfiorato addirittura la doppietta con un calcio di rigore. Credo che è una giornata da incorniciare. Assolutamente sì, sono molto contento sia per il gol ovviamente, ma soprattutto per la vittoria della squadra, che era molto importante, soprattutto per dare continuità al percorso veramente buono che stiamo facendo, soprattutto nelle ultime giornate. E quindi va bene così. Purtroppo quello con Megara, sì, bel gol, ma fine a se stesso, oggi sicuramente ha dato una mano in più. Un campo quasi impraticabile, avete messo quella grinta che era necessaria per battere comunque questo Canicattì che sino all'ultimo si è giocato la partita. Sì, assolutamente, già ne eravamo consapevoli, ne abbiamo parlato prima della partita sulle condizioni del campo. Abbiamo deciso tutti insieme di voler affrontare questa partita perché eravamo convinti dei nostri mezzi e del buon periodo appunto che stiamo attraversando, e così fortunatamente è stato. Certo, il campo mi ha fatto un brutto scherzo sul rigore, però va bene così, l'importante sono i 3 punti. 3 punti che per la classifica sono fondamentali, avete distaccato la zona retrocessione notevolmente, ma il campionato è ancora lungo. Assolutamente sì, abbiamo, come dice lei, distaccato la zona retrocessione, però ancora non siamo matematicamente salvi, quindi non bisogna calare l'attenzione, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, così, soltanto così i risultati continueranno ad arrivare, ci toglieremo belle soddisfazioni e raggiungeremo l'obiettivo. A chi vuoi dedicare il gol e la vittoria? Per la felicità di mia madre, a mia madre.
Sì, siamo strafelici, i ragazzi hanno lavorato bene tutta la settimana perché si vedeva che volevano fare un risultato importante, ci sono riusciti sotto tutti i punti di vista, hanno fatto veramente una grandissima prestazione sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto mentale, caratteriale, veramente hanno dimostrato veramente di essere una grande squadra. Posso solo che essere felici per loro, per la società, per tutti, perché il Pro Ragusa veramente è una famiglia, ecco. Adesso sì, abbiamo accorciato sicuramente la distanza, un risultato negativo oggi non ci avrebbe permesso magari di restare lì agganciati al treno playoff. L'obiettivo era quello di fare il risultato, i ragazzi già dal primo minuto sono partiti forti e penso che sia stata comunque una partita meritata. Abbiamo subito veramente poco, neanche un tiro in porto contro una grande squadra e ne siamo tutti orgogliosi. Applauso al mister e a tutti i ragazzi perché hanno preparato bene la partita e oggi il frutto è sicuramente arrivato. Una settimana intensa, una settimana i ragazzi sono allenati bene e sono arrivati quei 3 punti che speravamo. Un ringraziamento al pubblico, un pubblico delle grandi occasioni. Sicuramente questo fa bene al Pro Ragusa e alla nostra città. Oggi siamo nei playoff, che è quello là che speravamo. Abbiamo accorciato la distanza con il Megara, che comunque è un'ottima squadra, un'ottima società, nella speranza magari di poter vincere anche nelle prossime partite per poter disputare quei playoff che sono l'obiettivo della società e magari, perché no, sognare un salto di categoria. Una partita importantissima dove l'abbiamo preparata ai minimi dettagli, sapevamo che non potevamo sbagliare e dal più piccolo al più grande, dal magazziniere al capo presidente, tutti importantissimi. Abbiamo fatto una prestazione egregia e sono contentissimo, però sappiamo che ancora non abbiamo fatto niente, abbiamo altre 6 partite dove sono 6 finali e dove chi si deve salvare, chi lotta per i playoff, quindi sarà una battaglia ogni domenica. Messa da parte a questo punto la categoria promozione, adesso parliamo di prima categoria e può partire il rullo con i risultati, le classifiche e le immagini.
Purtroppo oggi, a parte un brutto primo tempo, poi nel secondo siamo entrati con l'appiglio giusto, siamo riusciti subito a pareggiarla, anche ad andare in vantaggio con Christian. Purtroppo poi non siamo riusciti a tenerci questo 2-1 stretto, è andata come è andata. Per me è una classifica bugiarda, oggi dovevamo essere in un'altra posizione. Purtroppo il calcio dà, il calcio toglie e siamo lì. Sì, la nostra forza è che ci crediamo fino alla fine e tante volte chi subentra risolve le partite anche sul finale, come abbiamo visto col Casalvecchio. Oggi è toccato a Gianni Mento e fortunatamente è perché ci crediamo sempre, riusciamo poi a vincerla. Riviera e Torregrotta hanno due corazzate, lo sapevamo già dall'inizio, si sono anche rinforzate a dicembre, gennaio, quindi tenere il loro passo non è facile, ma noi ce la mettiamo tutta e va bene così. Sì, sicuramente abbiamo dimostrato che la rimonta è nelle nostre corde, ci crediamo sempre, non ci arrendiamo mai. D'altro canto ci piacerebbe avere un po' più di equilibrio, perché comunque quando giochi un primo tempo così devi cercare di non andare mai sotto, quantomeno di allargare anzi il tuo vantaggio. Torregrotta e Riviera sono due squadroni, quindi è inutile anche commentare. Noi cerchiamo di tenere il passo, ci riteniamo all'altezza di potercela comunque giocare, poi vedremo che dirà alla fine. Comunque dobbiamo anche guardarci dietro, perché dietro in questo momento corrono anche, quindi vediamo, giochiamocele tutte partita per partita, perché partite facili non ce n'è. Sul sintetico del Pietro Cangemi di Torregrotta va in scena la 20ª giornata del campionato di prima categoria. Nel girone D i padroni di casa cercano il successo per consolidare la seconda posizione dopo l'1-1 contro il Real Rocchenere. Sul fronte opposto l'avversario di giornata è il Città di Calatabbiano e Tenei, penultimi in classifica, è reduci dal campo interno per 3-0 contro il Realità. La Franco Zagami, formazione del Torregrotta: Foti, Pergolizzi, Matai, Maccarone, Crucitti, Battaglia, Giordano, Cariolo, Isgro Alessandro, Isgro Antonino, Rotella. Partiamo col film del primo tempo. Al terzo di gioco il Torregrotta fa capire subito che partita sarà. Battaglia per Isgro, tentativo di Maccarone che di destra mette alto, minuto 5, ancora Antonio Isgro a sterzare sulla destra, il suo tentativo di accelerazione mette dentro qualcosa a metà fra un tiro e un cross, non arriva però alla deviazione il compagno. Minuto 8, La Spina cerca la conclusione, incredibile perché il Città di Calatabbiano alla prima chance fa tremare il Torregrotta, colpisce il palo, dall'altra parte Isgro mette dentro il calcio d'angolo e Maccarone di testa fa 1-0 sbloccando il risultato. Arriva nel frattempo all'11° un rosso per la panchina del Città di Calatabbiano, ma al 15° ancora Isgro fa il solco a sinistra, il pallone rimane lì dopo la deviazione del portiere. È raddoppio Torregrotta grazie alla firma di Rotella. 18° ancora il Torregrotta, il filtrante per Rotella riesce a superare il diretto avversario, mette poi dentro per l'arrivo di Cariolo, fermato il gioco per fallo di Rotella in attacco. Al 22° si rivede in avanti il Città di Calatabbiano con La Spina che serve Scalisi, lascia la conclusione a Licciardello, destro che Fodi riesce a parare distendendosi in calcio d'angolo. 24° ancora Antonio Isgro supera il primo avversario, guarda l'inserimento del compagno, il passaggio è poetico per Cariolo, Marando in uscita riesce a deviarla. Minuto 30, arriva il tris del Torregrotta, palla di Alessandro Isgro, scavalca la difesa per Rotella, tutto fatto con i giri giusti, è tris Torregrotta, gol di Rotella che aumenta le distanze. 34° Cariolo punta all'avversario a sinistra, lo salta di netto, ancora Cariolo atterrato così da un difensore all'ingresso in area e massima punizione. Dal dischetto si presenta Rotella, l'occasione di fare triplette e di fare 4-0, non se la lascia sfuggire ancora una volta. Un acuto del Torregrotta che chiude il primo tempo avanti di 4 reti sulle Città di Calatabbiano. Formazioni negli spogliatoi, si rientra dentro, Durante e fuori Giordano. Minuto 48, il copione non cambia, Battaglia break il possesso avversario, cerca allora l'occasione personale, ancora Battaglia, avanza con il destro, Battaglia lo piazza malissimo oltre l'incrocio. Minuto 52, lungo lancio di Maccarone per Isgro, colpo di tacco per Rotella che va di prima intenzione, tutto bellissimo però è molto alto il tentativo. Minuto 54, si rifà sotto il Torregrotta, lancio di Isgro per Cariolo che brucia la difesa davanti al portiere. Con questo lob
questo elegante pallonetto che vale il 5-0, 55esimo, entra Trimboli fuori rotella, 60esimo, entra Aloe fuori, Antonio Sgro, 63esimo, Cariolo si libera bene di un difensore con il mancino, mette la sfera all'indietro per Alessandro Isgro che va col sinistro, viene rimpallato, c'è ancora Rando a dire no, minuto 68, il Torre Grotta chiude ogni discorso e probabilmente oggi non è mai stato aperto, trama offensiva bellissima che manda al gol il difensore Maccarrone, doppietta per lui, ultima parte di gara per Consolo Coniglio al posto di Alessandro Isgro, minuto 75, uno dei neoentrati Durante va a lanciare per Aloe che fa l'1 contro 1 con l'avversario, lo salta di netto, per poco non si guadagna un rigore, il portiere va a deviare e Cariolo va a ribadire in rete, 7-0, 80esimo, dentro Cangemi, fuori lo stesso Cariolo, 85esimo, il Torre Grotta serve l'ottava rete di questa giornata, prima il palo colpito da Cangemi, poi Maccarrone per Aloe, 8-0, minuto 90, una chance per il Città di Calatabbiano per trovare quantomeno il gol della bandiera, palla lunga per la Spina che si conferma il più pericoloso degli ospiti, Mafodi vuole il clean sheet, finisce allora così al Pietro Cangemi di Torre Grotta, netto successo del Torre Grotta sul Città di Calatabbiano, finisce 8-0. Con le immagini, i risultati e le classifiche dei 6 gironi del campionato di prima categoria chiudiamo lo spazio di penalty in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana puntuali il giovedì alle 20:30.